Allora, abbiamo avuto modo di conoscere un'artista straordinaria, a parte che di una bravura e simpatia unica, vero? Allora, la presentiamo insieme. È simpaticissima. Bella, bella. e anche brava. Ed è un personaggio incredibile, la noterete. Ed è la contrapposizione di quello che è il suo repertorio classico al suo personaggio, perché è incredibile. Guarda, vado a presentarlo ufficialmente. È nata a Seul, in Corea del Sud. Attualmente vive in Italia, dove esercita la sua professione da cantante lirica e di docente di canto lirico e canto moderno e di pianoforte. A Mille Voci 2015. Benedetta Kim! Vieni, Benedetta! Guardate che meraviglia. Ciao tesoro. Dove sono sti microfoni? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Adesso arriva il microfono. Ci racconti brevemente come sei approdata in Italia? Com'è stata questa cosa, questa avventura italiana? Intanto voglio essere sincera, non volevo sposarmi. Non ti volevi sposare? Sì, volevo studiare. Ah, sei scappata dalla Corea Sì, perché volevi studiare? Ho fatto un mese di sciopero di fame, allora ho vinto io. Dai! E guarda, sarà molto contento perché tu rimani con noi qualche puntata. Molto contento Gianni Turco perché tu ami molto la canzone napoletana. Sì. Oggi invece presenterai un brano che è un successo internazionale, è diventato veramente un successo internazionale e siamo curiosi, io lo so e anche Gianni come canti, Ti presento ufficialmente, questo non ti serve perché canti con lo spillo. Benedetta Kim in Tu che m'hai preso il cuore. Avanza qua Benedetta, qui. Benedetta Kim, che classe.
Grazie. Complimenti.